Ho sempre voluto fare cinema. Quando ero bambina ero assolutamente convinta che un giorno sarei diventata una grandissima star. O forse solo bellissima. Bellissima e ricca come le attrici della TV. Sì, avevo un sacco di sogni e credo che potevi definirmi una vera romantica. Perché io credevo sinceramente che un giorno questi sogni si sarebbero avverati. E così me ne stavo lì ore e ore. Ma con il passare degli anni ho imparato a non confessarlo più agli altri. Dicevano, sono tutti sogni. Ma a quel tempo io credevo nei miei sogni con tutto il cuore. E così, quando mi sentivo giù, mi nascondevo con i miei pensieri nell'altra mia vita, dove ero un'altra persona. E mi piaceva l'idea che tutta quella gente non sapesse chi sarei diventata. Tanto prima o poi lo avrebbero visto. Avevo sentito dire che Marilyn Monroe era stata scoperta in un negozio a vendere bibite. Ti rendi conto? Così pensavo che poteva succedere anche a me. Allora iniziai, fin da giovanissima, ad andare in giro e cercare segretamente la persona che mi avrebbe scoperto. Era questo. O magari quest'altro. Chi può dirlo? Ma sai che ti dico? Che anche se non potevano farmi arrivare fino in cima come Marilyn, potevano comunque credere in me quanto bastava. Potevano vedere che cosa ero in grado di diventare. Che ero bellissima, come un diamante grezzo. Mi potevano condurre verso la mia nuova vita, il mio nuovo mondo, dove tutto sarebbe stato diverso. Sai, ho vissuto in questo modo per tantissimo tempo, davvero tantissimo. A sognare così, nella mia mente.